Era destinata al centro storico veneziano la droga purissima sequestrata giovedì sera dalla Guardia di Finanza. Durante un'attività di controllo, una pattuglia del nucleo operativo pronto impiego di Venezia ha individuato un veicolo in uscita dall'autostrada con a bordo una coppia di magrebini. Lui 32 anni, lei 27, provenienti dal Bresciano con il rifornimento di cocaina da distribuire in laguna. Viaggiavano fingendo una romantica visita in città. Le loro dichiarazioni e i precedenti per reati in materia di stupefacenti di uno dei due hanno insospettito i militari e grazie anche all'intervento del cane antidroga Calli è stata individuata la presenza nel veicolo. Non solo, nel vano del filtro dell'aria c'erano 2 involucri di cocaina pressata per un peso complessivo di 104 grammi. I 2 sono stati arrestati e lo stupefacente sequestrato. Una volta tagliato avrebbe potuto fruttare al dettaglio quasi 500 dosi per un controvalore di oltre 25.000 euro. Dai primi riscontri effettuati attraverso l'analisi dei telefoni sequestrati, le fiamme gialle ritengono inoltre che non si sia trattato del primo viaggio della coppia a Venezia. Nel 2016 la Guardia di Finanza ha denunciato per reati in materia di stupefacenti 124 persone. 47 sono state arrestate con il conseguente sequestro di circa 23 grammi e mezzo di cocaina, 30 kg di eroina e 400 kg tra hashish e marijuana.